Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Giochiamo lo striscio di scambio arrivare a pallino, ti piace? Bravo, mi piace tantissimo. Michelangelo, per favore, lo striscio di scambio arrivare a pallino. Metti l'auricolare, Michelangelo. Gioca il pallino da 4, lui che è un carambolista. E vediamo se lo marchiamo questo pallino, perché se lo marchiamo siamo campioni del mondo! Il cielo è blu sopra Lugano, l'Italia è campione del mondo, la prima volta del campionato del mondo, One Up World Cup Championship. E viene fuori anche la bandiera dell'Italia, il tricolore, siamo campioni del mondo e tutta la squadra azzurra si stringe in un abbraccio. Buonasera, benvenuti alla 14ª puntata di A Tutto Campo. Siamo campioni del mondo di biliardo, così come eravamo stati campioni del mondo sempre per la prima volta di bowling nella fine anno, praticamente dicembre 2018, e l'anno delle prime volte speriamo che sia la prima volta anche per le squadre agrigentine, perché è stato un weekend all'agrodolce per i nostri team, tutti gli sport, non solo il calcio, perché l'Acaragas è stata sonoramente sconfitta in quel di Marineo, anche il basket a Capo d'Orlando soccombe sotto i colpi dell'Orlandina, però gioiamo per la vittoria della SEAP Aragona di volley femminile e di calcio a 5 con l'Acaragas Futsal. Vi presento subito gli ospiti perché abbiamo tanto da farvi vedere. Bentornata anzi a Carolina Falcucci. Ciao, della SEAP Aragona. Io non dimentico sempre il ruolo. Tu sei banda. Tu sei banda, dunque non opposto. No, però sto giocando, l'ultima partita ho giocato opposto. L'attaccante del San Cataldese, ieri grande sfida con il Bari, al Valentino Mazzola, Simone Sicurella. Buonasera a tutti. Benvenuto Simone. Grazie. E diciamo, l'ex conduttore di A Tutto Campo, perché mi ha ceduto il testimone probabilmente, il grande Carmelo Lentini. Bentornato Carmelo. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. È un gradito ritorno di Carmelo, che diciamo da almeno un annetto che non ti vedevo, vero Carmelo? L'ultima volta è stato nel mese di giugno che ci siamo visti. Nel mese di giugno, quando abbiamo chiuso la stagione di A Tutto Campo. Sì. Bene, abbiamo tanto materiale davvero da farvi vedere, tanti collegamenti. Io partirei subito con la Serie B. Non si è giocato neanche questo weekend, però abbiamo la classifica
che vediamo appunto con il Palermo, che giocherà venerdì prossimo, venerdì 18 appunto gennaio alle ore 21 al Renzo Barbera, sfiderà la Salernitana, la squadra rosanero, fibrillazione per il closing che ha portato alla cessione di Zamparini agli inglesi, di David Platt e di altri importanti soci. In classifica appunto vediamo il Palermo a 37 punti, inseguito dal Brescia e dal Pescara a 32, procede spedito verso la Serie A, e ovviamente, Carmelo, siamo tutti contenti che finalmente il Palermo torni in una serie che merita. Sicuramente, sicuramente, anche perché ha tutte le armi possibili da immaginare per poter affermarsi anche in un campionato di Serie A che l'ha visto protagonista negli anni passati. La cessione di Zamparini agli inglesi come la vedi? Ma secondo me è un fatto naturale che un presidente se ne vada e ne arrivi un altro. Probabilmente magari l'aria nuova può fare anche bene al clima palermitano, perché si è arrivati a un punto che già lo Zamparini era quasi diventato antipatico agli occhi dei propri tifosi. Però da Agrigento secondo me non guasterebbe un Zamparini, che dici? Ma guarda, la Valle dei Templi è aperta a tutti, chi vuole venire a disposizione. Simone, tu come lo vedessi? Il presidente Zamparini? Lo accogliamo subito a braccia aperte. Riporterebbe l'Akragas sicuramente ai fastidi. Speriamo. Benissimo, subito Serie C, non si è giocato neanche in questo torneo perché riprenderà il 19 gennaio il campionato di Serie C. In vetta la Juve Stabia con 46 punti, seguono le due siciliane Trapani e Catania a 37, con il Catania che sta cercando di fare un calciomercato molto molto importante. C'è ottimismo, si leggeva sui giornali di oggi, perché dovrebbe sbloccarsi tra mercoledì e giovedì l'ufficialità per Matteo Di Piazza, una vecchia conoscenza del calcio agrigentino perché ha vestito la maglia dell'Akragas nella stagione 2015-2016. Era con te, Simone, tu non eri ancora dell'Akragas, segnò 15 gol con la maglia biancazzurra, ma si sbloccò con Pino Rigoli allenatore. Carmelo, ricordi i grandissimi gol? Sì, certamente, infatti la prima parte del torneo Di Piazza era un pochettino anche beccato, criticato dalla tifoseria, ma era questione di modulo, perché Pino Rigoli ha rinvigorito la squadra, l'ha sistemata molto bene sul rettangolo di gioco, e la potenzialità di Piazza è uscita fuori. Di Piazza è l'oggetto del desiderio non solo del Catania ma anche del Catanzaro, del Cosenza, che ovviamente sta giocando al rialzo per cercare di alzare la quota, ma dietro c'è un direttore che è Lomonaco, che ovviamente è un maestro di queste trattative, per cui sarà molto, molto difficile sottrarlo alle grinfie del direttore Lomonaco. Io lo do sicuramente al Catania. Ufficialità in rosso-azzurro anche per Antonio Palumbo, ex Sampdoria, in prestito alla Salernitana, per cui vestirà la maglia rosso-azzurra, e bisognerà vedere appunto come giocherà Sottil, se con Curiale e Marotta Di Piazza come prima punta o metterà Di Piazza come esterno. Ovviamente Carriero, Palumbo e Lodi a centrocampo per una squadra stellare praticamente, che non avrebbe nulla da invidiare a una squadra Serie B. Palumbo mi ricordo che lo voleva anche la Juventus, perché è il classico mediano di spinta che dà vigore e carica a tutta la squadra. Secondo me ha fatto un bell'acquisto. E si parla anche di Sarno, un grande giocatore che portò il Foggia in Serie B proprio quell'anno. Simone, lo ricordi? Sì, lo ricordo quando c'è stata proprio Akragas Foggia. Mi ricordo, ha fatto una grandissima partita. Giocò e segnò anche, fu diciamo autore di un gol eccezionale. Comunque nei prossimi giorni ne sapremo di più per quanto riguarda il Catania. Siamo andati di corsa perché scivoliamo subito alla Serie D perché abbiamo Simone Sicurella, che è stato ieri protagonista della partita con il Bari. C'è stato un San Cataldese Bari molto molto interessante al Valentino Mazzola di San Cataldo. Io direi, Simone, di vedere la sintesi, poi rientriamo in studio e la commentiamo, perché abbiamo tanto materiale, perché le telecamere di Televideo Agrigento sono andate anche a seguire questa partita.
Nel giorno della scomparsa di Phil Masinga il Bari vince e rimonta per 2-1 e si porta più 12 sulla Turris sconfitta a Troina. Contro la San Cataldese mister Cornacchini sceglie il 4-4-2 con Iadaresta per la prima volta titolare. I biancorossi non brillano per il bel gioco, soprattutto nel primo tempo. Al settimo Giaccaglia fischia un calcio di punizione dal limite per la squadra di casa. Alla battuta va Ficarrotta che con il mancino trafigge Marfella e porta in vantaggio i suoi. Per la prima volta dall'inizio del campionato il Bari è costretto a inseguire. Gli ospiti, storditi dal vantaggio avversario, faticano a reagire e l'unico tentativo verso la porta siciliana è di Piovanello. Ma al 22esimo arriva il pari, palla in verticale per Iadaresta, sponda per Floriano, cross teso dal fondo e zampata di Neglia, che dopo la doppietta dell'andata torna a punire la San Cataldese. La prima frazione va in archivio con i siciliani che tornano a farsi vedere dalle parti di Marfella, senza tuttavia creare particolari apprensioni. Nel secondo tempo il Bari prova a cambiare marcia. La prima grossa occasione per il Bari capita sui piedi di Floriano, che sugli sviluppi di un cross di Aloisi calcia di destro impegnando Franza, bravo a deviare in angolo. Sul corner che ne consegue Iadaressa stacca al centro dell'area, ma non riesce a centrare la porta. Al 65esimo il Bari mette la testa avanti. Neglia premia l'ennesima sovrapposizione di Aloisi, cross al centro dal fondo e Floriano deposita in rete, diventando capocannoniere insieme a Simeri a quota 7 reti stagionali. La reazione della San Cataldese è quasi violenta, ripartenza fulminea che mette Ficarrotta tu per tu con Marfella, autore di un'uscita perfetta che sbarra la strada al numero 10 Verdi Amaranto. Ancora pericolosissima la San Cataldese, questa volta con Sicurella che poco oltre il limite dell'area conclude di sinistro cogliendo il palo a Marfella battuto. Sugli sviluppi veementi le proteste dei siciliani che reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di Aloisi. L'arbitro vede ma giudica involontario. Ancora San Cataldese all'83esimo, spunto di Montalbano sulla sinistra che col mancino calcia sul primo palo, mette in corner Marfella. Il Bari soffre da matti, passa un minuto e Ficarrotta colpisce al volo di sinistro da posizione centrale. L'estremo difensore biancorosso è ancora una volta provvidenziale. Sul finale, dopo un fallo su Aloisi, gli animi si surriscaldano e a pagare con un'espulsione dalla panchina è Piovanello, che aveva lasciato un minuto prima il posto a Quagliata al suo esordio stagionale. La partita termina dopo 7 lunghi minuti di recupero e il Bari, sempre più solo in vetta alla classifica, porta a casa 3 punti pesantissimi. Bocche cuciti a fine gara, il club manager Scala motiva così: non siamo stati trattati in modo consono. Simone, non sono stati trattati in modo consono, sei d'accordo tu in campo e fuori dal campo di questa affermazione del dirigente, se non sbaglio, Scala? Sì, perché essendo che si va a incontrare una squadra dove fino all'anno scorso militava in Serie B, si aspettava qualcosa di in più, molta più professionalità da parte loro, ma non è stato così. Infatti noi ci siamo un po' arrabbiati e poi siamo sentiti trattati molto male, proprio per questo motivo. Dovevano fare qualcosa di più. In campo invece la sfortuna probabilmente ha penalizzato la San Cataldese. Sì, quella tantissimo, perché essendo che è una squadra così forte era normale la sconfitta, però noi non siamo scesi in campo già sconfitti. Abbiamo lottato e infatti abbiamo fatto noi la partita. Dico, avete giocato ad armi pari perché la partita l'ho vista, sì, eccezionale. Anzi in alcuni casi siamo stati noi a fare la partita rispetto al Bari, però poi la sfortuna ci ha voluto punire. Ovviamente la pensa così pure il mister Manuel Milanesio e l'abbiamo sentito proprio dopo la fine dell'incontro, vediamo cosa ci ha detto. Sì, oggi credo che è stata una prestazione molto positiva dei ragazzi. Non meritavano la sconfitta, anche perché credo che il Bari ha trovato 2 gol per errori nostri, però comunque però fare solo i complimenti a questi ragazzi durante la settimana per come affrontano tutte le partite
e secondo me questo è un buon segnale per il futuro. Si era costretto il Bari al cambio di modulo nel secondo tempo, crede che la squadra di Cornacchini sia stata più pericolosa con 4-3-3? Quando il Bari è passato al 4-3-3 noi ci siamo abbassati un pochettino nei primi minuti e lì abbiamo sofferto, diciamo, però non tanto, perché io ricordo un solo intervento di Franza. Hanno occupato meglio il campo, però poi con il passare dei minuti siamo riusciti a prendere campo e a creare delle situazioni di gol che purtroppo non è arrivato, però comunque sia hanno fatto una bella prestazione, ragazzi. Sì, io credo che il pareggio era giusto, noi abbiamo creato più del Bari, siamo stati bravi ad avere un approccio positivo alla gara. Sapevamo le individualità del Bari, che il minimo errore magari potevamo pagare caro, però comunque sia credo che sia stata una prestazione molto molto positiva dei ragazzi. Cosa è mancato a Credo che è mancato il gol alla fine, perché la sconfitta non la ritengo un risultato ingiusto, perché i ragazzi hanno creato di più del Bari e per questo, ripeto, credo che non c'è niente da rimproverare ai ragazzi, c'è solo da fargli i complimenti. Comunque, nonostante io sia appena arrivato, mi sento di dire che questo gruppo è compatto e che se continua a fare prestazioni come quella di oggi poi si può levare grosse soddisfazioni, perché sono rimasto sia io emozionato a entrare e giocare una partita così importante, ma soprattutto vedere un pubblico così, come posso dire che sia stata una delle partite più importanti che abbia giocato nella mia breve piccola carriera. Sono felice di essere qui e spero che si possa continuare ad andare avanti come abbiamo fatto oggi, magari riuscendo a portare a casa più di 0 punti. Secondo me non sono stati errori difensivi, ci può stare durante la partita qualche errore, però non c'era nulla da rimproverare, avete visto tutta la partita, noi ce l'abbiamo messa tutti fin dal primo minuto. Poi il Bari è il Bari, quindi è inutile parlare e dire cose sbagliate, anche se anche l'arbitraggio non è stato, diciamo, dei più giusti, perché ci sono stati 2 rigori nettissimi di mano. 2 rigori non so, ma uno sicuramente c'era, e qui se c'è una squadra che può recriminare sicuramente la San Cataldese, Simone. Quel rigore c'è, lo avrebbe visto anche un cieco, sì, ma solo l'arbitro del guardaline non l'ha visto. Sì, infatti ora riguardando le immagini ci hanno dato di nuovo la conferma, però l'arbitro ha deciso così. In campo non avete protestato con l'arbitro, visto che siete stati calmi, insomma. Solo no, sì, perché diciamo, eravamo ancora pure un po' incerti anche noi. Dunque in tranza agonistica, forse, ecco, è il momento del fallo di mano. Abbiamo anche, forse dall'altro lato. Sì, dal lato opposto la mano nettissima, e guardiamo l'arbitro, perché il raggio d'azione dell'arbitro non ha nessuno davanti, per cui è libero di vedere, dovrebbe esserci anche il rallenti. Ecco il tuo palo, riprendi la palla, poi arriva il difensore, tocco di mano nettissimo. Carmelo, cioè, in questi casi poi quando si scatena il pandemonio negli spalti tra i tifosi, anche i giocatori, cioè, un po' di colpa l'hanno anche gli arbitri. Noi ovviamente non parliamo di malafede, attenzione. Tra l'altro ha trascinato anche il pallone, perché praticamente ha dato un pugno al pallone per aggiustarselo e poi rinviarlo. Quindi secondo me, allora, intanto... Ma come l'ha interpretato secondo te? Cioè, sarà stato interpretato come involontario? Probabilmente. Non lo so, probabilmente magari non era messo di fianco e quindi non ha visto bene il coso. Perché però c'è il guardalinee. Se tu vedi, sì, vabbè, a parte il guardalinee, l'arbitro non l'ha visto perché c'era un altro giocatore in maglia bianca e quello che ha toccato il pallone era messo di fianco, non era messo di fronte, quindi probabilmente magari non l'ha visto, però lo poteva aiutare il guardialinee, che là poteva essere benissimo un calcio di... Ma secondo me la partita... Sarebbe stato il 2-2. Sì. Il pareggio era il risultato più giusto e più ovvio, anche se noi parliamo del capolista del Bari, che deve vincere il campionato, però ripeto, è meglio vincerlo in una certa maniera, non così.
Anche Carolina, che non si intende di calcio, secondo me, Carolina, sono d'accordo, hai ragione. è calcio di rigore netto, secondo me. Sì. Perché non giocano a pallavolo, dico. No, ma io non sono tanto esperta. Sì, ma se tocchi la palla in area di rigore tu sai benissimo che Certo, è rigore. è penalty. Anche perché il braccio era ben distante dal corpo, non era attaccato al corpo. Il braccio era, sì, infatti. Forse stiamo rivedendo proprio le immagini. Ha giocato anche il figlio di Cristiano Lucarelli con la maglia della San Cataldese, Mattia, l'abbiamo sentito proprio nelle interviste. Anche Cristiano Lucarelli era negli spogliatoi, ha visto la partita comunque. Sì, era presente allo stadio, vedere certe figure. Ha detto qualcosa Cristiano, perché lui è sempre diretto e... No, con noi no, è stato fuori dagli spogliatoi, aspettato che sono usciti tutti poi alla fine. Non hai sentito qualcosa che ha detto, diciamo, riguardo la partita, l'arbitraggio, nulla? No, non ho sentito. Anche perché negli spogliatoi noi siamo andati, o meglio in sala stampa, subito dopo la partita e sentivo dirigenti del Bari proprio lamentarsi con l'arbitraggio, non siamo stati tutelati, sentivo dire così nei corridoi, ma secondo me quelli che non siete stati tutelati, forse siete stati voi, si lamentavano probabilmente dei calcioni che hanno ricevuto in campo, dicevano. Insomma, una partita è stata maschia, il calcio è uno sport maschio, per cui non riesco a capire, cioè arriva il Bari e dunque dovete farli segnare, secondo loro probabilmente. Un'idea sbagliatissima secondo me. È la stessa cosa dell'Acre, che a San Marinello probabilmente... Dentro il campo poi siamo tutti di pari livello, quindi può arrivare pure la Juve, ma si gioca sempre a calcio, sempre allo stesso modo. Guardiamo invece gli sportivissimi tifosi del Bari che ieri hanno assippato appunto la tribuna coperta del Valentino Mazzola. Noi ci siamo mischiati, messi con loro, li abbiamo intervistati e la cosa più bella sicuramente di queste partite sono stati i tifosi, le due tifoserie correttissime che hanno assistito all'incontro. Vediamo. Trasferta lunghissima a San Cataldo, per questo Bari si può fare? Si può fare, sì, è la passione, il cuore, anche se siamo qui che militiamo in Serie D, noi il Bari lo seguiamo sempre, ovunque. Una tifoseria molto colorita, allegra, non ci sono stati problemi comunque? No, ovunque noi andiamo noi portiamo sempre rispetto, l'importante è che rispettano anche le altre tifoserie, questo è il problema. E tu che mi dici di questo Bari? Vince oggi? Sì. Quanto? 2-1. Il punteggio quant'è? Per adesso siamo ancora fermi sull'1-1, però ce la facciamo, dai, ce la faremo. Amici, figlio di Troia! Vai! Grande, Floriano doveva segnare per forza oggi. Chi? Floriano doveva segnare per forza, sì. Allora, una vittoria arrivata con sofferenza, ma in questi campi di Serie D penso sia normale. Beh, indubbiamente per il Bari sono valse più le individualità, onestamente non per un fatto di cortesia, ma il San Cataldese avrebbe meritato sicuramente di più. Sono state diverse occasioni, il palo preso nel secondo tempo, il Bari l'ha fatta propria più per la prontezza dei singoli che per un'effettiva superiorità. Però effettivamente, come dice lei, in Serie D valgono anche queste vittorie per venire via da questa categoria. Quanti chilometri fate per seguire questa squadra? Parecchi, sono forse 800 chilometri da Bari, insomma, la provincia di Bari. Sì. Io veramente la prima partita per me del Bari, però mi è piaciuta molto e insomma, faccio anche i complimenti alla squadra avversaria. Sì.
Grazie. Allora, io non so da quanti anni lei segue il Bari, però questa è una trasferta forse più lunga in Serie D. Sì, Serie D sì, però abbiamo girato l'Italia, come dice il coro, girando per l'Italia intera. Quindi, da quanti anni segue il Bari? Da 6, 54 a 6 sono 48. Vabbè, ma è bello, bellissimo, grazie. Carmelo, in ogni categoria noi ti seguiremo. Cosa ti fa venire in mente questo coro dei pugliesi? Ma vedi, stai facendo una riflessione, o meglio ancora, stai sfondando una porta che è già spalancata. Questo è il vero ruolo dei tifosi, è proprio questo, quello di seguire la propria squadra nella buona e nella cattiva sorte. Attaccarla fino a un certo punto, se l'attacco è costruttivo, se si raggiunge una qualche cosa che serve per stimolare maggiormente la squadra. Ma se invece il commento o i commenti che si vedono molto spesso sui social sono offensivi, allora in quel caso diventano distruttivi e anziché fare bene fanno male. Sì, Simona. Penso che questo, il coro del Bari deve essere un coro d'esempio per tutti i tifosi, non solo per quelli del Bari. Perché bisogna seguire la propria squadra in qualsiasi categoria si trovi, quindi non bisogna guardare se si trova in Serie A, se si trova in Serie D, ma se c'è l'attaccamento alla maglia e alla squadra si va ovunque. Questo significa essere abbastanza maturi sotto questo punto di vista, sì. Perché anche i tifosi come i giocatori devono maturare in questo senso, cioè bisogna seguire la squadra sia nella buona che nella cattiva sorte. Loro si sono sorbiti 800 km in macchina per arrivare a San Cataldo, che probabilmente neanche sapevano dove si trovasse, sì. Ottima tifoseria, forse un po' meno, c'è stato qualche problema, ecco, con qualche dirigente, in particolare probabilmente il club manager Matteo Scala, perché l'ho visto letteralmente inferocito a fine partita, perché ha trovato, io ero lì, per cui ho assistito a tutta la scena, ha trovato il cancello d'ingresso tra il pubblico, la tifoseria ospite e gli spogliatoi chiuso, non veniva aperto perché? Perché c'era stata una disposizione della Digos, della questura, e ovviamente si attendeva il dirigente della Digos che dasse l'autorizzazione all'apertura del cancello, e non vi dico quello che è stato detto dai dirigenti, che potrebbero anche avere le loro ragioni, però devono anche comprendere le esigenze, se c'è una direttiva della Digos, perché c'è il settore dei tifosi baresi che comunque sono corretti, tra i più corretti tifosi, allegri, positivi di tutto che abbia mai visto, però c'è sempre questo probabile contatto tra spogliatoi e tifosi, e probabilmente si aspettava che defluisse il pubblico per aprire il cancello. È successo, non dico il fine mondo, comunque si è un po' arrabbiato il direttore, il club manager Matteo Scala, a cui il presidente De Laurentiis ha affidato le sorti appunto del Bari, la costruzione del Bari Calcio, e negli spogliatoi in sala stampa ha praticamente rilasciato una dichiarazione ai giornalisti pugliesi, alle emittenti di Bari, alle radio pugliesi, tranne che a quelle locali. Ci hanno messo in disparte e ci hanno detto testuali parole: perché non ci avete fatto entrare in tempo, abbiamo deciso così. Noi avevamo per caso la telecamera accesa e vi facciamo ascoltare quello che ci è stato detto da una responsabile, non so se l'ha detto stampa, comunque qualcuno del Bari. Prego. Scusi, no, parliamo solo con i no. Stiamo andando via per i diritti non mi lasciate. No.
No, non dovevano fare neanche loro, siamo venuti solo per rispetto perché loro hanno acquistato i diritti TV e perché non ci facevano entrare e stavamo perdendo l'aereo, solo per quello. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Abbiamo visto diritti d'autore, parlava la rappresentante del Bari, ma poi ha anche parlato di perché non ci avete fatto entrare. Io dico, posso capire i diritti d'autore per le partite, Carmelo, ma per le interviste probabilmente... No, non esiste. Se noi dobbiamo discutere una telecronaca, anche registrata, o anche una diretta, allora ci sono i diritti. Ma se c'è una semplice intervista, a maggior ragione in Serie D, perché ancora siamo in dilettante, diritti non esistono. Cioè, il giornalismo non ammette queste cose. Quindi secondo me loro si sono persi anche in stile. Una caduta di stile, diciamo. E dispiace perché il Bari è una società gloriosa, ha fatto la Serie A. Io personalmente mi ricordo che è venuto una volta da Agrigento a vincere 3-0 con tripletta di Mujesan, che poi è stato nostro allenatore dell'Acragas. Anche negli anni 80 l'abbiamo Però incontrato. sono stati sempre trattati bene, sempre trattati bene. Non capisco che cosa sia successo. Tra l'altro, se c'è un'ordinanza da parte della Digos, della Questura di Caltanissetta, e sono quelle le regole, la società ospitante, non c'entra niente. Sì, là c'è una disposizione della Questura di Caltanissetta e in ogni caso è giusto che sia così. E lo chiediamo proprio al presidente della San Cataldese che è in collegamento, presidente Di Liberto. Buonasera, benvenuto da Tutto Campo. Buonasera a voi, buonasera, grazie. Allora Presidente, intanto complimenti per la prestazione della San Cataldese di ieri, ci siamo divertiti, molte persone anche dalla provincia di Agrigento sono venute a seguire questa bella partita, però questo retroscena, ecco, che riguarda il finale di partita, il post partita, con i dirigenti del Bari un po' infuriati per un qualcosa che probabilmente poteva anche finire lì, invece a quanto pare se la sono legata al dito e hanno impedito anche le interviste ai giornalisti locali. Sì, allora io intanto voglio precisare una cosa, prima di ogni cosa quello che a me interessava era fare tornare al campo un pubblico veramente eccezionale. I nostri cittadini ci hanno dato una cosa grandiosa. Ritornando al discorso della società del Bari, credo che ieri loro non hanno capito che noi non abbiamo fatto niente, assolutamente, perché quando riguarda, sono 13 anni che faccio il presidente e mai nessuno nella dirigenza di ospite mi è venuto a prendere col pullman. Questo non è colpa nostra, questa è un'ordinanza che viene dalla questura, non è che è colpa nostra. Oppure perché tengono i cancelli chiusi il commissario di campo per fare calmare un po' le acque, e poi io non lo so, ieri abbiamo fatto una bellissima prestazione, è stata una bellissima giornata. Probabilmente, Presidente, il dirigente o comunque i dirigenti erano nervosi proprio per questo motivo, perché la San Cataldese avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Probabilmente il nervosismo era dettato da questo motivo. Che dice? Ma no, ma assolutamente, ma noi sapevamo che eravamo di fronte a una squadra e si sa, il Bari non è che sta in questa categoria perché è in questa categoria, ma non può stare in questa categoria, lo sappiamo benissimo.
assolutamente. Però certo, noi abbiamo fatto una bellissima prestazione, lasciamo perdere magari, io ripeto a dire, non ho mai parlato male degli arbitri, non parlerò male degli arbitri, ci poteva stare qualche cosina in più, ma lasciamo perdere il rammarico delle pareggi e via dicendo. Ma si sono attaccati, secondo me, a delle cose così talmente banali che hanno fatto succedere un casino inutilmente. Perché si sa, poi post partita alla fine qualche piccola parolina si dice, non è la prima volta che succede, non succede nei cambi di Serie D, nei cambi di Serie B e anche nei cambi di Serie A, succede in tutto, è inutile che si stanno attaccando. Io la mia impressione è che non hanno avuto una bella prestazione sicuramente, perché ieri non è che abbia chissà che cosa fatto, la Cataldese ha dato il massimo e quello che doveva fare è dare il massimo. E si sono attaccate alle piccole cose che non hanno significato. Poi prenderci per le persone inutili, persone assolutamente come società, perché come società non devono dire niente, anche se siamo una piccola società, però siamo una bellissima società. C'è una bella realtà. L'ospitalità che abbiamo dato a qualsiasi squadra, e non è che non lo dico io, sono i fatti che parlano, non credo che si trovi in qualche altro posto. Certo, Presidente, abbiamo qua anche un suo giocatore, Simone Sicurella. Buonasera Presidente. Bastava prendere il palo, invece il palo fare gol e finiva tutto. Dopo quel palo però quel calcio di rigore non ha segnato, ha del clamoroso quantomeno. Io dico sempre, gli arbitri ormai lo sappiamo, una domenica ci vanno a favore, una domenica non ci vanno a favore, ormai lo sappiamo, è inutile che ci stiamo attaccare agli arbitri. Io glielo dico sempre ai miei ragazzi, mai fare contestazioni e via dicendo, perché purtroppo gli arbitri sono così. Calcio è stato e calcio è inutile che io devo ringraziare i miei giocatori che ieri hanno fatto una prestazione eccezionale, hanno dato veramente tutto quello che c'era da dare e ripeto a dire, continueranno a farlo perché la San Cataldese non deve stare ai bassi livelli là sotto, assolutamente non ce lo meritiamo per nessun motivo, però purtroppo tante situazioni, però sono fiducioso ai ragazzi, lavorano bene e li devo ringraziare uno per uno, chi sta in panchina o chi gioca, perché veramente ieri hanno dato una grande soddisfazione di gioco e di lealtà pure, perché ieri non nascondo che il Bari poi ha visto brutta impressione, si è attaccato un po' sul discorso anche di dare brutte esempi in campo di qualche giocatore del Bari. Sì, va bene Presidente, io la ringrazio ovviamente, le faccio i complimenti per la sua San Cataldese, augurando ovviamente, non merita assolutamente questa classifica, perlomeno la squadra che ho visto ieri al Valentino Mazzola, ovviamente vi auguro di arrivare anche in zona playoff, perché no, la ringrazio di essere intervenuto da tutto campo. Comunque grazie a voi e ripeto a dire, non abbiamo niente da dire ai dirigenti del Bari, siamo dei sportivi e io mi auguro che il Bari vada in Lega Pro direttamente in Serie B, perché è una squadra, parliamo sempre di Bari, è inutile che stiamo qui, non abbiamo niente a che dire ai dirigenti né a nessuno, sono state piccole fesserie che queste cose devono essere dimenticate subito e basta, è chiuso. Comunque grazie a voi. Grazie Presidente, grazie per essere intervenuto. Piccoli screzi che comunque, Carmelo, che dici? Ma guarda, questa è... Tante volte le grandi squadre si perdono in queste piccole cose, cioè sono delle cose che si potrebbero anche evitare. Tra l'altro ricordiamo comunque mi è piaciuta la riflessione e la moderazione del Presidente che non l'ha buttato... di Liberto, che subito ha tamponato la cosa, chiudiamola là e basta. La sconfitta ci poteva anche stare perché di fronte avevamo un avversario tosto, prima in classifica, un grosso blasone che ha mire di arrivare non in Lega Pro come diceva il Presidente, ma di andare bene più in alto. Non l'ha buttato in caciare il Presidente, si è limitato a sdrammatizzare la situazione come giusto che sia. Allora io a questo punto chiuderei il capitolo Serie D, però facendovi vedere la classifica e i risultati del torneo di Serie D del Girone I, perché non c'è stato solo la vittoria del Bari a San Cataldo, ma le altre siciliane come il Gela che ha battuto il Marsala e se non sbaglio il Messina che si è finalmente rifatto un po' dai
dalle precedenti batoste. Vedete Rotonda Cittanovese 0-1, Gela Città di Messina 1-0, Messina e Gia Virtus 3-0, Nocerina Aciriale 1-1, Palmese Castrovillari 0-0, Portici Locri 5-1, Roccella Marsala 1-1, San Cataldese Bari 1-2, Troina Turris 2-1, per una classifica che vede il Bari in vetta incontrastato con 49 punti, segue la Turris con 37, il Marsala con 31, altre siciliane, il Gela con 28, il Troina a 26, la Ciriale 24, Città di Messina e San Cataldese 22, Messina 20, Gia Virtus 14. Vedere questo Messina in basso fa un certo effetto. Carmelo, che dici? Sì, sì, certamente. Ieri c'è stato questo derby con il Gela che ricordiamo è allenato da un nostro compaesano che ha vinto e ha vinto anche bene il Città di Messina. Il Città di Messina è una squadra che di stagione in stagione, secondo chi sta alla presidenza, si forma o non si forma una bella squadra. Quest'anno c'è qualche cosa che non va ed è questo è tutto il discorso. Un vero peccato. Non dimentichiamo che noi dovremmo essere in questo girone quest'anno. Dovevamo essere là. Cioè, io vedo il Troina, con tanto di rispetto del Troina, c'è un Bari che va a giocare a Troina, che forse gli amici di Bari non sanno dove si trova Troina. Allora, c'è un piccolo aneddoto di una emittente pugliese divertentissimo. Quando sono usciti i gironi, praticamente questa troupe televisiva è andata in giro per la città di Bari a intervistare i tifosi e ha chiesto ad un tifoso, dice: signor tifoso, lei va a Troina? Allora questo l'ha mandato a quel paese. Come si permette? Cioè, lei andrà a Troina? E questa è una cosa simpatica, con un piccolo aneddoto di questo appunto, di questo fatto che tu raccontavi, che riguardava il Bari, che in queste categorie ovviamente non deve, non può stare. Non può starci. Come non dovremmo starci noi. Come non dovremmo starci noi. Ora ci arriviamo all'Acragas. Prima però voglio farvi vedere una cosa. Questo ragazzo qua, Simone Sicurella, è stato anche un giocatore dell'Acragas. Eccoci, un giocatore dell'Acragas 2 anni fa, se non sbaglio, sì. 2 stagioni fa, ci ha lasciato un bellissimo ricordo. Abbiamo tratto questo spezzone dal film dell'Acragas che vi abbiamo proposto in esclusivo su Televisione Agrigento a Capodanno, ve lo facciamo rivedere. Per l'incontro contro il Fondi, allo stadio assistono pochi ma fedelissimi tifosi. Aumentano gli scettici. Pochi, quelli che ancora credono alla salvezza. Ma a far continuare a sperare nell'ennesimo miracolo, arriva all'ultimo respiro della partita il gol di un ragazzino di 17 anni della formazione Berretti, Simone Sicurella. Il mio spirito è di Dio, ma il mio culo è solo il mio, e sono un centravanti di mestiere, 91esimo, c'è una mischia, so già dove andare. Al termine, vedere uno dei tifosi più anziani, Giuseppe Ciulla, in lacrime per la grande emozione, spinge anche i più pessimisti a continuare a credere nella salvezza. Non te faccio parlare, tu. L'emozione è grossa. Non te faccio. Simone Sicurella, grandi emozioni da brividi questo ricordo. Sì, tantissime. Rivedere queste immagini portano gioia. E ciò che ora non posso più dire, perché vedere l'Acragas in una categoria dove non gli appartiene sono dei momenti brutti.
spero che ne esca subito. Le supereremo, adesso ne parleremo pure col vicepresidente. Certo che se ieri facevi questo gol contro il Bari cadeva il Valentino Mazzola. Sì. Allora, Carmelo, scusami, una cosa che volevo dirti era Totò Brocculeri, l'allenatore del Gela, sì, perché non mi ricordavo, io non ti ricordavi tu, è giusto ricordarlo, e salutiamo appunto l'allenatore del Gela, Totò Brocculeri, perché non averlo ospite. Che poi ce l'ha poi sempre con il Messina, perché mi ricordo che alcuni anni addietro, quando militava il Ribera in Serie D, proprio Totò Brocculeri, il suo Ribera, vinse con il Messina di allora di Chiavaro, di Agatino Chiavaro, per 2-0. Io ero là presente, ho visto la partita, per dire che c'ha una sorta di cambiale sempre a scadere con il Messina Totò. Allora, volley con Carolina Falcucci, la nostra banda della SEAP Aragona. È stato un 3-0 netto quello di Battipaglia, non ho visto la squadra in difficoltà, Carolina. No, è stato il primo set molto bello e poi il secondo è l'unico dove abbiamo fatto un po' più fatica, però c'era da immaginarselo, cioè comunque era una squadra che difendeva tanto, giovane, quindi ci stava. Ha giovato il cambio di allenatore, Paolo Collavini, ricordiamo, nuovo allenatore della SEAP Aragona, ha sostituito Francesco Liseo. Allora, io ancora Francesco Liseo personalmente è un grande allenatore, io addirittura l'ho seguito dalla Mezia, quindi ha tutta la mia stima. E magari c'era bisogno di un cambio, anche se la colpa non era sua, però è ovvio che la prima cosa che vai a vedere è quella. E quindi intanto va ringraziato per tutto quello che ha fatto. E Paolo ad oggi ha dato una buona impressione. Abbiamo fatto un allenamento e poi la partita, però è sembrato una persona positiva, una persona di polso, che magari è quello che serviva in questo momento. Cosa vi ha detto prima della partita? Non conoscendoci, avevamo deciso di 2 punti magari da gestire, che erano uno gli errori in battuta, che ce n'erano stati troppi in queste partite, e uno di difendere un po' di più. E sinceramente, almeno per una buona parte della partita, è stato fatto. Siamo state abbastanza brave e precise. E quindi diciamo che ci aveva dato questi 2 punti per ora da seguire, per poi lavorare, una volta che magari riusciamo a conoscerci meglio, lavorare su tutto il resto. 4 punti dal Santa Teresa di Riva, che mi dici? Le recuperiamo? Speriamo, ora c'è lo scontro diretto contro di loro alla terza o quarta, il 17 febbraio. 17 febbraio. Però dobbiamo sperare che loro facciano un passo falso, che anche solo un 3-2 basterebbe per poi andare a giocare alla pari. Tu c'è un loro passo falso per 3-2 per poi andare a vincere. Sì, perché noi dobbiamo vincere da 3 punti, però abbiamo ancora un punto che dobbiamo sperare che loro perdino a giro. Quindi ci aspettiamo una bolgia alla Pala Nicosia per il supporto del pubblico, è troppo importante. Ma poi sono convinta che noi in casa giochiamo abbastanza bene, quindi speriamo di far bene. Sì. Il tuo score a Battipaglia? Sai che non lo so, penso 7. 7-8, 7. 7, è stata la Macedo forse, o la no, è Ambra? Stata Ambra mi pare la migliore realizzatrice con 13. 13. Valentina Bicchieri invece? Valentina Bicchieri è infortunata, però sta riprendendo piano piano, e gli ultimi allenamenti si è allenata con noi, ha saltato diciamo con moderazione, e quindi speriamo che il prima possibile riesca a tornare in campo. Sabato prossimo, match? Match contro Giarri, che è quarta in classifica mi pare. Sì. Già di per sé è una buona squadra, in più so che hanno fatto un acquisto. Come si chiama l'acquisto? Marcella Nielsen. Quindi speriamo bene. Noi è una schiacciatrice presumo, la Nielsen. Sì, non so se giocherà a banda opposto. È venuta via da Messina mi pare. Vediamo subito i risultati e classifica, così scivoliamo velocemente alla promozione. Battipaglia SEAP Aragona 0-3, Palermo Terrasini 3-0, Castelvetrano Pedara 0-3, Catania Stabia 3-1, Mediolanum Pizzo Calabro Santa Teresa di Riva 0-3, Giarre Reggio Calabria 3-2, riposato il Nola. Per una classifica che dicevamo vede Santa Teresa di Riva a 33 punti e noi che inseguiamo a 29, speranzosi di un passo falso, diciamolo, dai, tutti è inutile. Per forza, perché anche vincendo da 3 a quel punto non ti basta. Invece Giarre, rivediamo la classifica, Giarre dovrebbe essere, come dicevi tu, a 22 punti, appaiata con Reggio Calabria e Catania, che poi Catania è la vera sorpresa probabilmente del torneo, perché è una squadra giovanissima che vi ha messo in difficoltà. Sì, è stata giovanissima, e poi appunto
Le giovani come magari prendono un po' più di confidenza, si casano e quindi purtroppo sono noiosi. Era una squadra che difendeva anche l'impossibile. E poi con quei 2 giocatori di esperienza hanno dato fastidio, però l'importante era ottenere il risultato. Guardiamo il lato bicchiere, sì, sotto i 2-0 non era facile vincere 3-2. Quindi... Va bene, sabato allora alle 18 Pana Nicosia per SEA Paragona Giarre da non perdere. Passiamo all'Acragas. Carmelo, è stata una partita un po'... come possiamo dire, drammatica per i tifosi agrigentini. C'è stato di tutto su Facebook, sui social, si sono scatenati praticamente moltissimi. Dobbiamo cercare, che dici tu di questo 3-0 con il Marineo, che per loro è un risultato storico, per noi un disastro praticamente. Noi dobbiamo cercare di essere meno prevenuti, cioè se la squadra perde ce ne dobbiamo soltanto dispiacere, non attaccarla. Certo. Perché non dobbiamo dimenticare, io non voglio difendere nessuno, e certo non è stata una bella prestazione, probabilmente, ma quasi sicuramente sarà così, la squadra avversaria è scesa in campo molto più motivata dell'Acragas, un'Acragas che appena si è sentita un po' aggredita non ha saputo prendere subito le contromisure. Secondo me e questa è la chiave di lettura di questa partita. Però il fatto che si sia perso in quel modo, non dobbiamo assolutamente pensare che questa è una squadra cuscinetto. Non è questa la vera Acragas. Non è questa la vera olimpica, perché c'è anche chi si offende che si chiami questa squadra Acragas. Secondo me sbagliando, perché è l'unica squadra che abbiamo. È sempre la prima squadra della città, o si chiama olimpica o si chiama Acragas, è sempre la prima squadra che rappresenta una città intera, la città dei templi, e quindi va sostenuta. Certo, va sostenuta. Non c'è niente da studiare. Certo, gli avversari in un piccolo paese che gioiscono ad abbattere, giustamente a battere una squadra dal grosso blasone, è chiaro che gli sfottò, tutte queste cose ci stanno. Dai, vediamo mister Falsone, l'allenatore del Marineo, nell'intervista, poi rientriamo in studio. Mister, hai detto del blasone dell'Acragas. Io, oltre ai giocatori che tu hai annoverato, io direi proprio anche il blasone del nome di una squadra, di una città. Però oggi in campo i grandi eravate voi. L'Acragas ha giocatori di categorie superiori, però io dico sempre ai miei ragazzi, in campo non ci va il nome. In campo ci vanno 11 contro 11, 11 siamo noi, 11 siamo loro. E la partita l'avevamo preparata così, ad alta intensità, prestandoli alti, cercando di giocare, ripartire e sfruttare al massimo gli episodi che ci capitavano. Devo dire che dopo un minuto avere già 3 palle gol non me l'aspettavo. No, loro hanno iniziato benissimo, perché si vedeva che avevano proprio la voglia di vincere e correvano su tutti i palloni. Poi il primo gol è stato un nostro errore madornale e siamo andati sull'1-0. Poi credo che negli ultimi 20 minuti potevamo pareggiare la partita. Nel momento buono, quello nostro, loro hanno chiuso la partita nel primo tempo su un calcio di rigore, che poi alla fine c'era tutto, ci stava tutto. Ovviamente oggi magari hanno giocato con il cuore e con tutto quello che c'era, perché in queste categorie purtroppo il cuore e la voglia alla fine fa la differenza. Noi invece siamo venuti qua magari per giocarci la partita in maniera diversa, l'abbiamo preparata in maniera diversa, ma non ci siamo riusciti. È bello a dire sempre l'Acragas deve andare in eccellenza, deve andare ai playoff, deve vincere tutti, ma non è facile. Non è che si gioca con il blasone oppure con il nome. Noi sappiamo le difficoltà che abbiamo avuto dall'inizio di campionato e chiaramente abbiamo cercato di rinforzarsi a dicembre, però stiamo facendo secondo me molto bene. La partita di oggi ci ha spezzato un attimino, però questo non comporta niente, perché noi andremo sempre avanti, cercheremo di arrivare più in alto possibile, poi si vedrà dove che arriviamo, però chiaramente non si vince solo con il nome oppure
Però dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, ma sappiamo che siamo partiti con handicap non importante, però cercheremo fino alla fine di dimostrare il nostro valore, ma questa sconfitta non è che demoralizza, non ci demoralizza, perché siamo una squadra esperiente formata da gente grande, anzi ci deve caricare di più, e gli ho detto che questi campionati si vincono oppure si arriva in alto se anche fuori casa di avere la giusta umiltà, tutti, iniziando da me e finendo anche al 20° giocatore, l'umiltà di affrontare le squadre fuori casa con il piglio giusto. Parlava di umiltà mister Falsone, Carmelo. Sì, mancanza di umiltà probabilmente, l'approccio a quella partita è stato... Ma secondo me l'approccio non è questione di umiltà, perché i giocatori finora, almeno per quello che noi abbiamo visto, non dimentichiamo che all'andata 4-0 hanno vinto e per giunta senza una preparazione appropriata. Cioè hanno vinto 4-0 con questa squadra che aveva la rabbia di vendicare quell'onda subita nella gara di andata. Stiamo vedendo proprio e poco ci mancava, perché hanno preso pure due legni e quindi la partita poteva assumere anche un risultato ben più ampio. Però diciamocela tutta, noi abbiamo un vantaggio, parliamo dal lato positivo del campionato che potrà avvenire. La maggior parte, anzi quasi tutte le partite e tutti gli scontri diretti li giochiamo in casa, verranno giocati in casa. E lo chiediamo proprio al vicepresidente dell'Acragas, Enzo Nocera, che è in collegamento. Enzo, un passo falso che non pregiudica la corsa verso l'eccellenza, dico bene? Enzo, vediamo se Nocera mi sente. Enzo, mi senti? Pronto, mi senti? Sì, ti sento. Io mi sento. Sì, ti sento, buonasera. C'è Carmelo Lentini, Simone Sicurella e Carolina Falcucci, ospiti della trasmissione. Parlavamo del mezzo passo falso o passo falso dell'Acragas a Marino, che comunque non pregiudica il cammino dell'Acragas verso quell'obiettivo che ci siamo prefissi fin dall'inizio, no? Sì, buonasera anche agli ospiti di studio. Sì, è un passo falso, sicuramente abituati, diciamo, a vincere le ultime gare, francamente non ci aspettavamo questo stop in quel di Belmonte Mezzagno. Abbiamo incontrato una squadra che su 8 partite in casa non ha dato scampo agli avversari, una squadra che è scesa contro l'Acragas molto determinata, con molta rabbia in corpo. Ho sentito l'intervista di mister Falsone, forse noi abbiamo lasciato la testa sul pullman. Enzo, ti sento male, Enzo? Sì, abbiamo subito, questa aggressività da parte del Marineo, che ci ha messi in difficoltà sin dal primo minuto, quindi diciamo che torniamo da Belmonte Mezzagno un po' un contraccolpo che ovviamente deve essere superato sin dal primo allenamento, e domenica contro il Balestrate bisogna tornare a fare punti necessariamente. Sì, Carmelo parlava probabilmente di pubblico che domenica non sarà numeroso, probabilmente, perché noi ci affidiamo ovviamente ai veri tifosi dell'Acragas. Abbiamo visto il Bari seguito da 400 persone a San Cataldo per la partita di ieri, dunque parlavano di seguire la squadra in ogni categoria. Allora, bisogna fare un ragionamento, un discorso, perché sui social di tutto e di conseguenza aggregando logisticamente in natura. Ti sento male, Enzo, probabilmente sei in una posizione non buona col tuo smartphone, ti sentiamo allora, non bene. Io sto spostando. Dicevo che Agrigento è una città che vive di calcio, ma non è matura dal punto di vista calcistico, perché vive di ricordi, vive di passato. Criticare la scelta di aver dato denominazione olimpica perché non è Acragas, aver scelto di partecipare al campionato di promozione, non a un campionato diverso, che sono critiche che ovviamente lasciano il tempo, cioè Bari alla Serie B è passata alla quarta serie, ebbene Bari è seguita da 7.000-8.000 voti in casa e da
300 tifosi fuori casa. Cioè il problema è amare i colori. Se un sportivo vicentino che ha colori biancazzurri deve amare questa squadra, a prescindere che si chiami Agas o si chiami soltanto Agas, sono i colori che rappresentano la città, è la maglia che rappresenta la città. Se domenica ci saranno 300-400 spettatori, ok, saremo contenti, ma saremo contenti anche se significa. No, lo sentiamo male. Sì, Enzo, no, ti vediamo ecco. Probabilmente hai la fotografia con un bicchiere di vino, ti vedevamo doppio, pensavo che era dovuto a questo motivo. Enzo, mi senti? Come sì. non ho capito. No, poi lo capirai stasera, Enzo. Ascoltami, quello che volevo chiederti era, adesso l'Akragas nelle prossime 5 partite ne giocherà 3 in casa e abbiamo proprio la grafica. Vediamo se la regia mi passa la grafica delle prossime 5 gare dell'Akragas. Avremo la sfida contro il Balestrate in casa, poi andiamo a Vallelunga, poi in casa il big match con il Salemi, poi andiamo a Partinico e poi di nuovo in casa con la Folgore. Li prendiamo 15 punti, Enzo, con queste 5 partite o chiediamo il cielo, secondo te? Io volevo un attimo finire il mio ragionamento, perché non l'avevo concluso e poi ovviamente torniamo a quelle che sono le gare di campionato. Cioè voglio dire, oggi partiamo dalla promozione, l'impegno di alcune persone, precisamente amico. Ascolta, Enzo, ascoltami. Enzo, ti richiamiamo al telefono perché la ricezione non è buona dello smartphone. Se puoi riattaccare, così la regia ti chiama direttamente dal telefono, da studio, vediamo e ci risentiamo dopo. Allora Carmelo, nel frattempo che la regia ho visto le prossime 5 partite e sono secondo me abbordabili. Lasciamo perdere se sono abbordabili oppure meno, sono importantissime ai fini della classifica generale e per rialimentare sempre la speranza di poter entrare prepotentemente in quella zona playoff. Che il primo posto, dici, ormai mi sembra. No, lasciamo perdere qua dobbiamo vivere alla giornata, perché in questi campionati non succede che c'è una squadra che vince sempre e poi all'ultimo approda in eccellenza. Qua può succedere di tutto, può succedere anche un tracollo, perché i tracolli in queste categorie possono benissimo succedere. Secondo me bisogna attenzionare queste 5 partite ed ora diciamo che il banco passa a Giovanni Fassone, che deve sapere plasmare i propri giocatori, li deve indurre a scendere in campo in una certa maniera, non con le gambe molle. Vediamo cosa ci dice Enzo. Enzo, ci sei? Sì, adesso vi sento. Allora, dimmi tutto, il tuo ragionamento di poco fa. Sì, allora il mio ragionamento è questo. Vogliamo questa squadra farla sopravvivere in promozione e puntare ad un progetto che riporti il calcio agrigentino ad un certo livello, oppure era preferibile abbandonare il calcio per alcuni anni e di conseguenza ripartire dalla terza categoria? Certo. Io questo chiedo a quei tifosi o pseudosportivi che attaccano questa associazione solo perché riporta la denominazione olimpica Akragas, che non è la vera Akragas, ma neanche l'Akragas che ha giocato in Lega Pro era Akragas, perché era sorta dalle ceneri dell'Argentina. Ecco, queste cose danno fastidio. Si deve seguire questa squadra di calcio che rappresenta Agrigento, che rappresenta con i colori biancazzurri calcio ad Agrigento, o la sostiene oppure non si lascia abbandonare a critiche che sono che poi senso ha un tifo questa squadra perché non rappresenta. Ma qual è il senso di questa critica? Ecco, io questa domanda vorrei porre a coloro i quali scrivono soltanto su Facebook, poi non hanno neanche un minimo contributo, neanche di €1, per sostenere questa associazione che sta facendo sacrifici enormi per poter mantenere anche la promozione. Sì, ricordiamo anche sono dei professionisti. Quindi praticamente. questa è la città di Agrigento dal punto di vista calcistico.
sono gli sportivi agricoli che vengono allo stadio solamente per vedere Catania, Catanzaro, Lecce, Foggia in parte, e poi quando la loro squadra che rappresenta la promozione o gioca in eccellenza neanche sono bravi a dare consigli e a criticare attraverso le tastiere dei PC. Va bene Enzo, sei stato chiarissimo, ovviamente lo stesso ragionamento abbiamo fatto poco fa con Carmelo Lentini e siamo allineati sulla stessa linea. Io ti ringrazio ovviamente perché la ricezione continua a essere un po' non buona, ecco, per cui... Ma io vi sento bene. Sì, tu ti senti, però a te ti sentiamo a tratti, ecco. Dicevo io delle prossime 5 partite dell'Acragas, ne abbiamo 3 in casa e 2 fuori casa, di cui una domenica proprio con le Balestrate, poi siamo a Vallelunga e poi in casa col Salemi, di nuovo a Partinico fuori casa e poi in casa con la Folgore. Io ti dicevo quali secondo te sono le ambizioni per le prossime 5 partite per questa Acragas? Allora, le ambizioni. La squadra è partita con un grosso handicap, è stata formata in ritardo rispetto alle altre partecipanti di questo girone. Bene o male, tra un passaggio societario e nuove esposizioni personali, si è creato un gruppo. Quel gruppo ovviamente ha un obiettivo, non quello di vincere il campionato, perché come ripeto siamo partiti notevolmente in ritardo rispetto l'obiettivo è playoff, certo, non l'abbiamo capito. Ma l'obiettivo è quantomeno di entrare nella griglia per gli spareggi e poi giocarsi il tutto per tutto. Attualmente siamo fuori da questa griglia per gli spareggi. Mancano 13 partite e la forbice per poter accedere a quelle posizioni ovviamente è una forbice molto limitata, di conseguenza possiamo giocarci tutte le carte grazie al fatto che giocheremo qualche partita in più in casa e delle partite tra virgolette leggere fuori da Agrigento. Nelle prossime 5 partite si tratta di avversari che contro l'Acragas, ovviamente, contro l'Olimpica Acragas, ovviamente mettono il cuore, mettono tanta aggressività, perché giocano contro una squadra che rappresenta una città che fino a qualche anno fa era nel calcio professionistico. Di conseguenza noi andiamo a fare il maggior numero di punti, però ovviamente il calcio nel calcio si vince, si pareggia, si perde, bisogna tenere conto anche degli avversari. Va bene Enzo. Degli avversari. Va Giocano bene. come ha giocato ieri il Marineo, ovviamente noi abbiamo anche delle obiettive difficoltà. Speriamo di fare il maggior numero di possibili e alla fine poi faremo tutti i processi, alla fine del campionato faremo tutti i processi. No, guarda, Se noi siamo ottimisti perché crediamo proprio nelle capacità di mister Falsone di riprendere subito il cammino positivo delle ultime giornate. Siamo sicuri che questa sconfitta potrebbe avere anche paradossalmente risvolti positivi per il proseguo del campionato, perché i ragazzi e i giocatori hanno capito dove hanno sbagliato i loro sbagli, per cui sicuramente faranno bene. Io ti ringrazio perché siamo in chiusura e abbiamo ancora un altro collegamento. Ciao. Ok, va bene. Buon lavoro e un saluto agli ospiti di studio. E forza Acragas. Ciao. Sempre. Ciao Enzo, Sempre, grazie. sempre. Dunque, adesso ne prego la regia, dovremmo avere un altro collegamento in programma. Ha detto bene Enzo Nocera. Siamo perfettamente allineati. Cioè noi guardiamo il calcio sia dal punto di vista giornalistico, e lui lo è, sia dal punto di vista dirigenziale, lui lo è, io non lo sono. Per cui io lo guardo in una certa maniera, forse in maniera molto più... Però io dico che ci sono i margini affinché questa squadra possa riprendere e possa fare nuovamente sperare di poter arrivare sempre più in alto. Perché le 5 partite che tu poco fa hai evidenziato sono partite importanti. Tra l'altro ci sono 2 scontri diretti con Folgore e Salemi, che se si vincono queste 2 squadre non solo danno un umore diverso alla piazza ed un forte segnale, perché di segnale si tratta, perché se noi riusciamo a vincere queste 2 partite significa che il tifoso si affeziona ulteriormente alla squadra e nel caso dei play-off che si andranno a giocare, sono convinto che ci entrerà, riempiranno lo stadio e seguiranno la squadra anche fuori casa. Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene nelle prossime 5 partite con l'Acragas. Enzo parlava di tifosi,
tifosi ovviamente che criticano, tifosi che attaccano, soprattutto delusi per la prestazione contro, diciamo, l'oratorio San Giro e Giorgio di Marineo. Fa male dirlo, ma abbiamo perso 3-0 proprio contro il Marineo, però non si abbatte il vero tifoso dell'Akragas, cioè colui che la segue sempre e indistintamente e indipendentemente dalle categorie. Uno di questi tifosi è Gerlando Navarra, che dalla Spezia segue incessantemente l'Akragas con tutta la famiglia, e lo dovremmo avere proprio in collegamento con i bambini, che sono praticamente tutti vestiti di bianco-azzurro con i colori dell'Akragas. Ciao Gerlando. Buonasera, ciao, buonasera a tutti, buonasera ai vostri ospiti. Buonasera. Allora, cosa vogliamo dire a questi tifosi che criticano sempre e comunque questa associazione che ha fatto praticamente rimanere il calcio ad Agrigento ancora con l'Olimpica Akragas? Io voglio dire solo una cosa, che l'Akragas in questo momento ha bisogno di noi, dobbiamo fare squadra tutti, e ora più che mai mi sento di dire forza Akragas, sempre. Noi dobbiamo stare vicini alla squadra e ai giocatori, come una rondine non fa primavera, una sconfitta non rovina un campionato. Dobbiamo sposare questo progetto, perché ora più che mai l'Akragas è in mano a gente seria e ha bisogno del nostro sostegno. Anzi, invito ogni akragantino a sostenere il progetto. Il professor Nocera ci sta dando un grande e bel esempio, dobbiamo seguirlo tutti. L'Akragas è di tutti, chi più dei tifosi può voler bene all'Akragas? Io con la mia famiglia seguo sempre l'Akragas, può cambiare 1000 nomi, può andare anche in terza categoria, ma l'Akragas è uno stile di vita, non è solo una maglia, non è solo una categoria, l'Akragas è uno stile di vita. Tutti noi dobbiamo sposare questo progetto, uniamoci e facciamo forte questa società. L'Akragas è dei tifosi. Bravo Gerlando, tra l'altro tu sei stato protagonista di un episodio importante allo stadio di La Spezia. Tu ogni domenica segui le partite in Serie B appunto della squadra ligure, con la maglia dell'Akragas, con la sciarpa dell'Akragas, però qualche settimana fa ti hanno un po' beccato perché sei entrato per l'ennesima volta con maglia e sciarpa dell'Akragas e qualche tifoso spezzino si è un po' risentito, vero o no? Sì, perché io vado sempre e sono sempre andato allo stadio della Spezia con la sciarpa e la maglia dell'Akragas, perché io non voglio abbandonare le mie origini. Io sono akragantino e agrigentino. Se a loro non sta bene questa cosa, vorrà dire che io allo stadio non andrò più, perché io non intendo assolutamente abbandonare o rinnegare i miei colori. Io sono akragantino, se mi accettano bene, altrimenti se ne facciano una ragione. I soldi che dovevo dare per il biglietto dello stadio li userò per investirli nel progetto Sosteniamo l'Akragas. Bravo Gerlando, ovviamente anche i bambini vediamo vestiti di Akragas con maglie e sciarpe che hai comprato penso negli anni scorsi quando eravamo in Lega Pro. Sì, casa mia è tappezzata di materiale dell'Akragas, come vedi mia figlia, mio figlio, io, le sciarpe, grazie anche allo store di Paolo Vella che ringrazio sempre infinitamente, perché è lui che mi fornisce tutto questo materiale. Lo ringrazio infinitamente perché anche lui è un vero akragantino, non si tira mai indietro. Va bene Gerlando, io ti ringrazio, ovviamente chiudiamo con un Forza Akragas tutti insieme, no? Bimbi, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire, bimbi? Forza Akragas! Ok, bravo Gerlando, ciao bambini e a risentirci, grazie Gerlando. Ciao, buonasera a tutti gli ospiti, buonasera. Subito, ecco, bellissimo, un tifoso che non si scoraggia neanche in terza categoria, proprio ne parlavamo poco fa con i tifosi coloriti del Bari. Servizio brevissimo che riguarda Ridere dal web, abbiamo tratto 2 o 3 video simpaticissimi che riguardano anche l'Akragas, guardiamolo e poi torniamo in studio. Vediamo se parte il servizio.
Gigi c'è, complimenti. Fantastico, un gol come lo fa, una brutta figura. Attenzione. Gigi c'è, non passa la bolla. Attenzione, ci riprova. Non passa, portiere, quelli pari, pavimento, niente. Ci riprova. Niente. Attenzione, la sfida è lunga. Che deviazione sopra la traversa. Ultimo calcio di rigore. Chi fa questo vince? Attenzione. Niente. Bravo. Chi fa questo vince. Maledetto. Lorenzo, dici la papà, che scuola tifi tu? Aggregas. Bene, un servizio divertente che ai ragazzi probabilmente. Quanto ti è piaciuto, Carolina? Più? Sì, quello del gatto. Quello del gatto, che sei una gattofila allora. Simone? No, tutti, non c'è stato qualcuno in particolare. Diceva anche Gerlando che il nipotino è... Vedendo quel bambino mi dicevi che tuo nipote... Sì, anche io c'ho un nipote che... ha la vena artistica. Che fa questa vena artistica, sì. Allora, subito basket, con risultati e classifica, ha perso la Fortitudo di brutto, tra l'altro a Capo d'Orlando, la Fortitudo di Agrigento di Franco Ciani. Vediamo risultati e classifica. Virtus Cassino, Virtus Roma 92-86, questa è una sorpresa perché Cassino era ultima. Roma Trapani 63-84, vediamo velocemente Capo d'Orlando Agrigento 82-55, c'è stato proprio un cedimento della squadra probabilmente nei due quarti finali, i due tempi finali, poi Biella Rieti 83-85 per una classifica che vede un po' scendere Agrigento nel tabellone probabilmente di sinistra del torneo. Vediamo se scorre la classifica con la Fortitudo che dovrebbe avere 16 punti, ecco no, siamo ancora a sinistra non a destra, però appaiati con Leonis, Roma e Treviglio, e Trapani chiude Cassino con 4 punti, l'Ollandina 20, la capolista è Bergamo con 24, la Virtus Roma sconfitta a sorpresa contro Cassino che appunto da 2 va a 4 punti. Velocemente eccellenza, risultati e classifica, questo è un altro bel torneo perché vede Licata e Canicattì battere colpo su colpo. Ha vinto sabato il Canicattì a Palermo in un campo difficilissimo che è quello della Parmonval per 1-0, ha risposto il Licata 8-0 contro il Castelbuono, ultimo in classifica, ha pareggiato anche la Pro Favara a Castellammare per una classifica che vede appunto Licata in vetta, se non ricordo male, con 43 punti e segue il Canicattì appunto a 42. La lotta ormai sembra tra queste due squadre, e la Pro Favara a 19 fuori dalla zona playout. Carmelo, velocemente Licata Canicattì tra 2 settimane, che partita sarà? Sarà una partita, uno scontro diretto, anche se il campionato rimane sempre abbastanza lungo per tutte e due le squadre per poter recuperare. Tra l'altro chi ha le migliori rose e la migliore panchina, secondo me, andrà più avanti. Comunque io spero e mi auguro che entrambe, chi direttamente e chi attraverso la Coppa Italia, possano entrambe andare in Serie D. La provincia di Agrigento manca di qualche squadra di Serie D e io penso che quest'anno sia la volta buona sia per il Licata che per il Canicattì. Simone? Spero, continua anche il pensiero, spero che una delle due, anche se Licata è la nostra rivale, però... Obiettivamente, chi pensi che possa andare? Già il Licata ci aveva provato già l'anno scorso, c'ha un ottimo organico, quindi... Sulla carta è Licata la squadra, però non è neanche da sottovalutare il Canicattì, che anche durante questi ultimi anni ha avuto un'ottima squadra. Prima categoria, risultati e classifica. Vediamo con, se non sbaglio, l'Armerina in vetta con il Master Pro, Agire Empedoclina 3-4, Atletico Aragona Ravanusa 2-1, Gemini Raffadali 1-2, così via tutte le altre squadre. Vediamo la classifica, citiamo solo le agrigentine. Armerina 30 punti ma con una partita in meno, appoggiata con il Master Pro in vetta.
Empedocrina 29, anch'essa con una partita in meno, un torneo molto combattuto perlomeno nelle prime 5 posizioni, perché poi c'è un distacco, vedete, tra Ravanusa e Leonfortese 17-24 abbastanza ampio, un taglio proprio della classifica che divide in due praticamente questo torneo, per una battaglia che penso si chiuderà a fine campionato, perché tra la quinta e la prima sono appena 6 punti di distacco, anche se devono recuperare una gara. Calcio a 5, Serie B classifica, ride la Gragas Futsal perché finalmente torna alla vittoria battendo 3-2 in rimonta la Polisportiva Futura, per una classifica appunto vede l'Acragas Futsal a 16 punti in classifica, lato destro del tabellone, potrebbe anche andare vicino alla zona playoff, che se non sbaglio è a 20 punti attualmente. Poi chiude la Polisportiva Futura, che era proprio l'ultima, l'avversaria dell'Acragas in questa partita che ha disputato, a 3 punti. Dovremmo chiudere con la pallamano Girgenti maschile, che ha vinto contro Ragusa. No, dobbiamo avere la pallamano, non di nuovo la prima categoria. Complimenti alla squadra allenata da Maurizio Camilleri, perché ha battuto 36-18 la pallamano Ragusa e ha confermato, se non erro, il posto in Coppa Italia con questa posizione. Vediamo la classifica, che dovrebbe essere il secondo posto, che gli garantisce la presenza in Coppa Italia. Dunque disputerà insieme all'Albatro, che ha 16 punti, questo importante torneo. Comunque caccia sempre al primo posto tra Albatro, Siracusa e Girgenti, la sfida finale. Io sono in conclusione, ringrazio ovviamente Carolina Falcucci per averci deliziato con la sua presenza ad A Tutto Campo. Grazie Carolina, grazie a Simone, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ovviamente per la tua San Cataldese. Speriamo appunto, domenica siete a Torre del Greco. Torre del Greco, sì, contro un'altra bella gara tosta. Gara tosta, sfida importante. Io invece, prima che tu concludi, io ho una sorpresa da proporti. Dimmi tu. Ci tengo moltissimo, perché sto parlando di un grande amico mio, Elio Barresi. Lo conosci? È tuo padre. Sì. Ecco, quando ci siamo conosciuti con tuo padre, stiamo parlando di alcuni decenni addietro. Io non c'ero probabilmente. Probabilmente tu non c'eri. Ecco, tuo padre, io sempre radiocronache, trasmissione radiofonica, tutte queste genere di cose. C'era una trasmissione che si intitolava Poetare con, e chiunque era amante della poesia o componeva della poesia telefonava in diretta alla radio e la leggeva. Tra questi c'era anche tuo padre. Poi ci fu il direttore dell'ora, che io menziono, è Don Gaspare Scudato, buonanima, che pensò di fare un regalo a tutti gli amici amanti della poesia, tutti quelli che avevano telefonato, avevano elaborato una lirica. Tutte queste liriche sono state raccolte, e tra queste ci sono state liriche anche di tuo padre, che sono state pubblicate in un libro. Che tu avevi gelosamente conservato, presumo. Sì, tranquillo, perché ci sono poesie anche di amici che non ci sono più. E quindi c'è una poesia che il titolo già dice tutto. E mi sembra indicata per poterla leggere, e mi scuso con gli amici sportivi se io concludo con questa poesia, che è molto significativa. Si intitola La vita. Sono nato per vivere e vivo. Ma cos'è la vita? Se non un albero dai rami secchi. Ogni foglia caduta è un po' di noi che se ne va. Sì, è proprio illusione la vita. Un attimo, un pensiero fuggente, un sogno, un soffio di vento. Via l'odio, via il dolore, troppo poco è il tempo per pensarci. È il momento di salvarci, di salvare le nostre anime. Cos'è la vita? Niente. Forse l'illusione di sentirsi felici. Bene, io mi sono emozionato. Chiudi Totò. Chiudi tu. Arrivederci alla prossima settimana. Scusate.
Arrivederci. Piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.